Gennaio sarà un mese importante su vari aspetti del caso dell'omicidio di Gemona, a partire dal futuro di Meli Incastro Monsalvo e della figlia avuta da Alessandro Venier, la vittima dell'omicidio per cui la donna è indagata insieme alla suocera Lorena. Il 31 gennaio la bimba compirà 1 anno e terminerà il periodo di detenzione della mamma nella struttura che le ha permesso finora di trascorrere la custodia cautelare in ambiente protetto, come prevede la legge per le detenute madri di figli con meno di 1 anno di età, a prescindere dalla possibilità o meno di vedere e trascorrere il tempo con i bambini. Nel caso di Meilin, la bambina è stata affidata ad una casa famiglia dei servizi sociali del comune di Gemona, dove si trova tuttora. Meilin dal 1 febbraio dovrà essere trasferita nel carcere femminile della Giudecca, insieme alle altre detenute. Quasi contemporaneamente potrebbe arrivare anche la decisione del Tribunale per i minori di Trieste sulla domanda di affido della bambina ai genitori di Meilin, che vivono in Colombia e attendono il completamento della pratica e la decisione dei giudici. Una prima scadenza è a metà del mese, entro cui tutte le parti dovranno depositare le loro memorie. I giudici da quel momento in poi, raccolti tutti gli elementi, potranno decidere se concedere l'affido temporaneo e di fatto consentire l'espatrio della piccola in attesa della conclusione del percorso penale a cui è sottoposta Meilin. Gennaio potrebbe essere anche il mese in cui il corpo di Alessandro Venier potrà essere sepolto. A 5 mesi di distanza dal ritrovamento dei suoi resti, occultati in un bidone della spazzatura riempito di calce, manca ancora l'esito degli esami tossicologici, determinanti per stabilire la causa della morte. Finora è stato possibile solo accertare l'arresto cardiaco, ma non cosa lo abbia causato. Se lo strangolamento con i lacci delle scarpe da montagna, da parte di Meilin, come riferito da Lorena nei 3 interrogatori a cui è stata sottoposta prima di decidere di non parlare più con il PM Giorgio Minillo, oppure la massiccia dose di sedativi sciolti nella limonata e poi le iniezioni di insulina fatte da Lorena prima dello strangolamento, sempre secondo il racconto fornito dalla donna.